Diversi e tanti sono stati gli apprezzamenti che sono arrivati per l'operazione condotta dai carabinieri di Agrigento in collaborazione con la procura, denominata Piazza Pulita, svolta nel centro storico della città. La segreteria generale della UIL plaude all'operazione dei carabinieri Piazza Pulita. Un grazie doveroso, afferma Gero Acquisto, segretario provinciale, ai carabinieri che con questa operazione hanno fermato il flusso di morte dei metodi violenti che venivano usati per vendere la droga. Gli arresti dei migranti per la UIL dimostrano che nelle vie del centro storico spesso questi giovani si integrano e diventano terminale finale di organizzazione dedite solo al business della sostanze stupefacenti. La Willy di Agrigento conclude appoggiando e incoraggiando il ripristino della legalità e la massiccia opera di prevenzione da parte delle istituzioni che inizia dalle scuole, dalle associazioni e dalle buone prassi contro questa strada che è solo morte e disperazione per intere generazioni. Carmelo Cantone, nella sua qualità di presidente dell'associazione BNB ABBA, esprime vivo apprezzamento e sentita gratitudine per il lavoro svolto dall'Arma dei Carabinieri e dalla magistratura nei giorni scorsi. Come ABBA, afferma il presidente Cantone, avevamo espresso amarezza e preoccupazioni per le condizioni in cui versano alcune parti del centro storico, che proprio in quel sito hanno costretto una struttura turistico-ricettiva a chiudere i battenti. Cantone auspica che anche gli altri organi preposti continuino l'azione di bonifica affinché in quei luoghi si possa continuare a lavorare onestamente per chi ha investito sulla propria pelle per garantire un futuro decoroso ai propri figli. Anche Paolo Antinoro, responsabile di Fratelli d'Italia di Agrigento, prende posizione sull'operazione dei carabinieri. Le forze dell'ordine, afferma l'Antinoro, squarciano un velo che ha acciuffato una degradata realtà complice l'indifferenza di una città tranquilla e dormiente che si sveglia e scopre che in un'area urbana sempre più abbandonata gambiani e nigeriani delinquino nella più assoluta indifferenza. L'encomiabile operazione dei carabinieri ci consegna una realtà triste e violenta, in cui spero, afferma l'Antinoro, che gli agrigentini e la politica locale sappiano prendere atto. Mi auguro che chi amministra prenda visione che non è sufficiente lo sforzo delle forze dell'ordine per combattere la criminalità. Esprime soddisfazione e gratitudine la consigliera comunale Nuccia Palermo, che da mesi denunciava e chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine per procedere al monitoraggio e alla bonifica del centro storico di Agrigento, ormai in totale abbandono, per l'intervento dei carabinieri, sgominato una banda di delinquenti extracomunitari che teneva in ostaggio parte del nostro centro storico. La Palermo afferma che più volte aveva chiesto un consiglio comunale straordinario in tema di sicurezza, mai evasa dall'ufficio di presidenza del comune di Agrigento. In un post sui social a nome di Sara Gallo, i promotori del centro storico di Agrigento esprimono il loro ringraziamento alle forze dell'ordine e alla magistratura. Ci dispiace che il luogo di quanto accaduto sia il centro storico ed è per questo che noi lottiamo con passione per valorizzarlo, perché la sua rivitalizzazione e ripopolazione farebbero sì che certi episodi svaniscano nel nulla. Noi ragazzi, conclude il comunicato a firma dei membri del movimento, Rosi Di Matteo, Sara Gallo, Libertino Burgio, Sandro Capizzi, Mattias Lopilato, Giuseppe Sanzeri, continueremo ad impegnarci duramente per farvene innamorare ed aiutarci nella nostra lotta sotto lo slogan Centro Storico Rinasci.